Comunque ragazzi, non so voi, ma vedere Sparta sotto l'egemonia romana mi dà un senso di pace. Ma al pomeriggio ragazzi, eccoci tornati con la campagna di Rome 2 Total War, giocata in modalità storica. Abbiamo visto appunto che Sparta nello scorso episodio si è spontaneamente, potremmo dire così, unita alla causa romana e quindi abbiamo, diciamo, terminato la lega anato-ellenica fondamentalmente, dove la parte ellenica era proprio data dalla penisola di Sparta, del Peloponneso. Quindi diciamo che abbiamo messo in sicurezza con lo scorso episodio tutta la parte della Grecia, o comunque mi piace pensarlo, perché ovviamente con le navi sono attaccabile, ovviamente, però diciamo che più o meno questa porzione qua è tutta sotto il nostro controllo. Sfugge dal nostro controllo diretto ovviamente Atene, che comunque è nostro, non ci odia ma ne ci ama, quindi direi che per ora non andiamo a svegliare il can che dorme. E mentre invece concentriamoci sulle cose fondamentali. Allora, la strategia di queste puntate ve le ho già detta nell'episodio successivo, quindi andatevelo a vedere se non l'avete visto. Tra l'altro ne parlo nei primi 5-6 minuti, quindi vi metto il link qua sopra se siete curiosi e andate a vedervi la strategia dei prossimi almeno 5 episodi. Quindi vi metto il link ora. E invece per quanto riguarda la partita di oggi andremo a attaccare Amisia con queste due legioni congiunte, ok? E poi volevo dirvi anche una cosa. Mi sono andato a vedere, siccome avevo dei dubbi, i confini di Roma nella massima estensione. E signori, non solo hanno Petra dentro, ma probabilmente hanno anche Carmutta, questa città che sembra un po' calabrese. E ed è un problema. Ed è un problema perché attaccare Petra significa attaccare Nabatene. Attaccare Nabatene, che vabbè non credo sia grandissima Nabatene. Adesso fatemi vedere fino a quanto conosciamo noi Nabatene. Esatto, quindi è solo questo territorio qua e ci può stare. Il problema è che a noi servirebbe anche questa provincia che è sotto Kush. Quindi andare a rompere le scatole a Kush potrebbe essere qualcosa che accadrà in futuro, soprattutto io penso nel fine game. Fatemi vedere se adesso mi fanno un accordo commerciale, ma che, va bene, comunque, quindi sappiate che qui ci sarà sicuramente, qui sarà un teatro di guerra successivo di sicuro. Inoltre ci stiamo occupando dell'altopiano, diciamo, più interno della Siria fondamentalmente. Qua ci sono 3 città da conquistare, vediamo cosa riusciamo a fare oggi. Queste sicuramente andranno prese. Non so se Dura sarà necessario prenderla, ma almeno Palmira e Tapkus di sicuro, queste due qua di sicuro. Poi non parliamo di queste sulla costa. E appunto l'obiettivo di oggi è andare a prendere Amisia e poi vediamo ragazzi, perché da questo lato qui ormai stiamo pressando molto il nemico e non vorrei che a forza di stringere il pugno ci esca dalle fessure delle dita. Mentre invece situazione un po' più magari frizzantina, non in questi turni ma nei prossimi, stiamo preparando un attacco con la legione 11ª Augusta, come vedete programmato per arrivare a Treverorum e porre fine, diciamo, alla loro guerra. Cioè, scusate, alla guerra contro di loro. Mentre invece gli Iceni sono già in difficoltà nel mantenere i territori sul continente, quindi diciamo che è per questo motivo che abbiamo lasciato anche Cenabum senza protezione e ci stiamo spostando nelle vie interne per poi colpire Treverorum e portarli insomma allo sfascio. Intanto gli Iceni vedete che sono completamente bruciati, perché questo qui deve essere un generale che deve essere andato a cercare battaglia in qualche città nemica e deve averle prese parecchie. Deve averle prese, è l'unico che torna. Tra l'altro re. Ah, cioè c'è il re qua. Vorrei tanto farlo fuori, ma non posso. Non posso. Peccato, peccato, peccato. Comunque c'è il re qua che se ne sta andando in giro. Campagna disastrosa per gli Iceni a questo punto, estremamente disastrosa. E qui abbiamo un altro generale che fugge dalla città lasciando i suoi uomini con, sì, un altro generale, lasciando, diciamo, il suo
amico oppure nemico interno a seconda, non so la lore degli Iceni. Comunque lascia il suo compagno nella città a difendersi, ovviamente una città che cadrà molto molto presto, e lui si dà alla fuga andando probabilmente dai loro alleati Treverorum. Fatemi vedere se effettivamente ho interpretato bene. No, non sono alleati, ma probabilmente nemico comune fa stringere alleanze. Ok, quindi il nemico del mio nemico è mio amico, mettiamola così. Quindi la situazione è questa, noi siamo sotto in carestia pazzesca e soprattutto a me preoccupano questi. Perché, come vi dicevo, questi che derivano da... No, questi chi sono, scusate? Figli di Smeritos. Il re, tra l'altro, sul confine. Con questo simbolo, ma non sono i Suebi, non è Noreia. Chi sono questi? Ah, sono questi, ok. Ok, sono loro. Sì, sono loro. Ah, ok, mi stanno proteggendo i confini. Brave bestie, brave. Io pensavo... Brave bestie. Io pensavo che fossero dei nemici, mi stavo un attimo cagando sotto. Pensavo fosse Noreia che puntava, diciamo, le mie città più vulnerabili come Salona o Patavium, ma invece no. Vabbè. Allora, diciamo che le accuse contro Noreia non sono più valide, quelle dello scorso episodio. No, non è vero, ragazzi, li asfaltiamo comunque. Allora, iniziamo questa battaglia, questa campagna. Dovremmo terminare il turno in realtà. Però forse c'è ancora qualcosa che posso fare. Vediamo. Questo si deve curare. Questo, ok, Mazaka è da ripristinare come città, se no ce la troviamo in ribellione nei prossimi turni. Qua forse era la spia che potevamo usare. No, non possiamo usare neanche la spia, a meno che di dargli questo comando. E direi che allora assistiamo a cosa ci propone il gioco. Io penso di non dover fare nient'altro. Sì, penso di non dover fare nient'altro per ora. Va bene, dai, terminiamo il turno e vediamo se i due eserciti di Roma, i due blocchi di Roma riusciranno poi a congiungersi prima o poi e terminare così anche la campagna contro di loro. Contro Pergamon. Gli egiziani hanno capito l'antifona e se la stanno squagliando su Salamis. Ok, un po' di conflitti in mare però. Ok. Trattato di pace. No, ragazzi, abbiamo una spedizione punitiva nei tuoi confronti, quindi direi proprio nessun trattato. Già. Questi che continuano a scorrazzare sui miei territori, vabbè, li tolleriamo però, anche loro. Prendete il mare, voglio dire, cioè andatevene da un'altra parte, non rompetemi le scatole, però vabbè. È così. Dobbiamo tollerare un po' questi movimenti, d'altronde, non possiamo fare nient'altro. Arrivano i pirati. Alleanza terminata tra i cimbri e un'altra fazione. Lì ormai... nuovo simbolino? C'è stato un aggiornamento? Non credo. Vabbè, comunque scopriamo sempre qualcosa di nuovo. Crisi alimentare. Patrizia indifferente, per scontenta. Ottima gestione degli ordini. Allora, wow, quante strutture che sono spawnate. Fatemi vedere dove sta il borgo romano. Ok, il terreno consacrato. Di qua, suburbio di qui. Ok, va bene. Comunque tutto in questa zona. Militare l'abbiamo visto. Popolazione incoraggiata. Bla 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 bla. Allora, loro rimangono arroccati qui sopra, ma io direi che la nostra legione li può benissimo sbaragliare, anche se non è al massimo delle forze, però direi che la nostra legione li sbaraglierà senza problemi. Per loro saranno... sarà facilissimo, sarà facilissimo. Mi piacerebbe testare la cavalleria, vi dico la verità, in una battaglia, però non voglio neanche perdere troppo tempo dietro questa cosa. Direi che andiamo in modalità equilibrio e va bene così. Questi sono già caduti e questi non fanno certo una bella fine. Bene, bene.
Andiamo a schiavizzarli, perché vi ricordo che quando si sconfiggono i generali non si vanno mai a uccidere, a meno che proprio non abbiamo un odio profondo contro di loro, ma altrimenti vanno sempre schiavizzati. Io direi che andiamo su... Allora, la cavalleria in realtà non sarebbe male da potenziare. Fatemi vedere. Battaglia unità di difesa. No, andiamo sull'attacco e poi andiamo sugli arcieri, dai, sulla parte di tiro. Allora, io in chiave cioè di tenere la difesa di Sinope, perché Sinope a me preoccupa, vi dico la verità, mi preoccupa parecchio. Siamo a meno 19 tra l'altro come cibo. Io quasi quasi Sinope lo andrei a difendere ancora di più, quindi porterei indietro la legione. Onestamente potrebbe essere un buon... potrebbe essere qualcosa di utile. Allora andiamo intanto a vedere se stanno arrivando dei rinforzi in questa direzione. Non sembra. Non sembra. Peccato che non riesco a vedere al di qua. Comunque, ok, abbiamo fondamentalmente un solo esercito, tra l'altro forte, però niente di eccessivo. Io a questo punto allora entro con la 13ª Marzia in città e andiamo a prendere. Ecco, diciamo che l'esercito nemico mi ci darebbe un po' di filo da torcere, perché 65% se attacchiamo, ma noi abbiamo l'artiglieria. Attaccare significa perdere sicuramente tutta la cavalleria. No, 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 no. Io vado in modalità assalto e ce la prendiamo così, 1 contro 1. Così l'altra legione torna indietro a Sinope e la va a difendere. Sono convinto che se useremo l'artiglieria in maniera intelligente potremo fare diversi danni al nemico senza avere troppe problematiche noi, troppe perdite, ecco. Anche perché loro il morale è basso, quindi secondo me riusciamo a farcele. Poi con la cavalleria gli diamo un bel colpo di grazia su quelli che rimangono. Iniziamo lo schieramento. Wow, 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 wow. Allora, qui abbiamo, ok, un territorio abbastanza aperto, quindi io a questo punto mi metterei bello tranquillo dietro e il nostro obiettivo è quello di tirargli addosso. Tra l'altro arriva, quindi perfetto. Facciamo 2 file di artiglieria a questo punto, anche se avere l'artiglieria qua tutta assieme... non mi fa impazzire come idea. Potrebbe essere un'idea quella di spostarla lateralmente, oppure questa metterla di qua. Di qua, anche se c'è questa casa che mi oscura un po' il cono. Maledizione. Forse non è proprio il punto bellissimo per attaccare. Qui c'è una boscaglia, non va bene. Forse qua. Forse qui è tutto più aperto. Allora, spostiamoci da questo lato, dai. Anche se in realtà dovrebbe, cioè, il gioco dovrebbe mantenere la fedeltà di... È vero che l'accerchiamento lo aggiri facilmente per il paesino, però dovrebbe mantenere un po' la fedeltà. Qui però sono in vantaggio loro come altezza. Non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire. Qui potrei metterlo, sì, siamo a parità di altezza. Va bene, dai, allora mettiamole qua. Per appunto ho detto le voglio un po' più... diciamo protette, perché ho paura che mi facciano la bua. Qui c'è anche una boscaglia, potrei nascondere dei miei uomini. Perché no, dai, le facciamo così. Qua ci vorrei mettere delle unità in mezzo, però porca miseria. Allora facciamo così questi scorpioni. Qui sì, direi che va abbastanza bene. Non è proprio lo spot migliore, vi devo dire la verità. Forse converrebbe fare così, in mezzo ai cervi. Spariamo una pietrata in mezzo ai cervi. Dai, teniamoli così, perché questi possono colpire sia da questo lato che da questo. Secondo me è una cosa buona e giusta. Loro li teniamo qua in questo modo e così riusciamo a difenderci. Va bene, dai, se avete capito il modus operandi ci vediamo fra qualche secondo. Allora ragazzi, voglio darvi la visuale del nemico. Cosa vedrà il nemico di primo impatto? Vedrà una cavalleria pronta ad entrare da questo lato qui, che sarebbe il... Beh, vabbè ragazzi, ho perso la coordinazione. Allora, mettiamoci di fronte al tempio. Se il tempio è orientato a nord, noi siamo a sud, ok? Quindi a sud vedranno la cavalleria pronta per entrare in città dalla porta sud. Vedranno un piccolo manipolo di uomini
che difendono questa casa e questo gruppo di artiglieria. Qui abbiamo un altro gruppo di uomini che difende questo gruppo di artiglieria. Qui abbiamo questo gruppo di uomini che difende il lato sinistro dell'artiglieria. Delle altre unità mezze nascoste, questi stanno prendendo l'ombra perché fa caldo, sempre tra le due artiglierie, un'altra artiglieria e della difesa. Quello che loro non vedranno sono unità nascoste pronte per le imboscate. Per esempio in questo boschetto abbiamo tantissimo tiro, vedete? Pronto a prendere il nemico se qualora dovessero puntare a prendere questa artiglieria. E non solo, ma nel lato invece anche, eccolo qui, nel lato invece estremamente a sinistra abbiamo i nostri uomini migliori nascosti con delle altre unità da tiro pronte a fargli il chiurlo se tenteranno di prendere l'artiglieria. Quindi la nostra disposizione, diciamo, è a semicerchio con un possibile slittamento della cavalleria da questo lato o comunque da questo, oppure anche un'entrata in città o anche un aggiramento più lontano, anche se secondo me andremo a perdere un po' di tempistiche. Ora, se avete capito come ho disposto le truppe, possiamo andare avanti e fare iniziare la battaglia. Ok, eccoli qua. Adesso io voglio però prendere la mia artiglieria, dargli il comando di non tirare a volontà e di eseguire solo i miei ordini. E andate a tirare lì. Eccoli che, guardate che cadono esattamente nella mia trappola. Esattamente nella mia trappola. Ok, si sono accorti delle nostre unità. Benissimo. Ok ragazzi, tirate contro questi. Voi rimanete belli tranquilli in posizione. L'altra artiglieria è pronta per un fuoco incrociato e mi tira su queste. Se dovrebbero riuscire da questa distanza. No, si avvicinano leggermente ma poco. Ok, qui c'è lo scontro nella foresta. I cavalieri ovviamente sono in difficoltà sia per la presenza di pali sia per il fatto che siamo agguerritissimi. E guardate come sono scossi. Perfetto. Questi le prendono sassaiate ovunque. Ecco la cavalleria loro che sta cercando di capire cosa deve fare, perché si sentono probabilmente circondati. Io adesso ti farei tirare le pietrozze a loro. Ok, voi potete anche uscire oramai, perché tanto il patatrack è stato fatto. Guardate come basterebbe una bella pietrata su questi, ma sono un po' troppo veloci forse. Tiriamo sul mucchio. Questi che iniziano già ad allontanarsi. Bene, sono contento. Ma andiamo avanti la corte. Attenzione però a queste frecce. Forse è il caso di arretrare ancora un attimo. Qui arriva la cavalleria che vuole cercare di intercettare questa artiglieria, ma noi adesso li fermeremo alla grande. Vero che li fermeremo? Vero che li fermeremo? Dai ragazzi, tirate. Ok, bene, questi rallentano. Probabilmente la paura li ha presi, guardate. Però ragazzi, dovevate intercettarli meglio. Porca miseria, sono andati a prenderci la prima artiglieria. Male. La corte qua si dovrebbe proteggere con una testuggine. Loro potete tirare contro questi. Testuggine in avanti, fatevi vedere. Qui possiamo continuare a colpire il nemico. Andiamo a colpirlo qua a questo punto. Qui l'artiglieria sta soffrendo. Sì, infatti, vabbè, comunque abbiamo finito le munizioni, quindi l'artiglieria adesso se ne può andare. Cavalleria in avanti e vediamo dove la possiamo spostare. Qui ci sono degli arcieri, però un po' troppo lontano. Allora, cavalleria, andate a occupare il centro cittadino. E poi vediamo. Qui c'è lo scontro con le unità. Andiamo a fare un po' di guerra. Ok, loro hanno usato tutte le munizioni. Voi ricomponetevi, fate fronte comune. Anche voi. Ok, perfetto, loro hanno mollato. Adesso colpite questi e teneteli a distanza. Qui c'è proprio lo scontro. Peccato il tiro degli arcieri, ma adesso li andiamo a aiutare. Facciamo fronte comune, li andiamo a aiutare. Voi però, chi siete gli artiglieri? No, voi tornate alle macchine d'assedio, così me le portate via da qua, dal campo di battaglia. Bene, loro sono in difficoltà. A questo punto mi avvicino anche con la mia fanteria. Ci posizioniamo qua e a questo punto tiro fuori anche tutti il nostro tiro e lo posizioniamo qui. E anche loro a questo punto si avvicinano. Ecco che siamo un po' più nei pressi dello scontro.
Ok, qui la cavalleria sta facendo il suo gioco. Benissimo, che il generale rimanga con una cavalleria di scorta e noi avanziamo invece con questi che impatteranno tantissimo. Qua c'è sempre lo scontro. Ok, attenzione, giriamoci. Attenzione, giriamoci tutti. Ok, facciamo fronte comune. Ok, qui si sono posizionati. Ah, allora riposizionatevi perché non avevo visto che avete ancora delle munizioni. Quindi andate un po' più indietro e poi li tiriamo appena riusciamo. Ok, qua c'è lo scontro. Eccoli qua, i cavalieri che stanno arrivando contro gli arcieri. Fate buon viso, cattivo gioco. Qua posizione di difesa assolutamente. E qui continuate a tirare. Il generale a portata. Ottimo. Artiglieria dietro. Fate fronte comune e poi vediamo di farle tirare. Ok, qui intanto abbiamo preso il centro cittadino, o per meglio dire l'abbiamo tolto loro. Qui stiamo massacrando gli arcieri. Loro si trovano molto in difficoltà. Ok, andiamo a prendere anche questi altri arcieri e poi andiamo a aiutare questo gruppo di uomini. Loro ovviamente si trovano circondati in tutte le posizioni, non capiscono, il generale si spaventa addirittura. A questo punto chiudiamo leggermente il cerchio. Ok, il generale si è ripreso, maledizione. Ok, qui è andata e adesso dal dietro colpiamo questa unità isolata di lance, come cacchio si chiamano. Questi stanno puntando in una direzione che non mi piace. Andiamo a intercettarli subito con ben 2 unità. Voi portatevi in avanti e cercate di intercettare questi a questo punto. Poi magari vi faccio tornare indietro. Adesso vediamo. Vabbè dai, facciamoli tornare indietro adesso. Ok, qua c'è stato il paninozzo, perfetto. Allontaniamoci con la cavalleria e avanziamo con i nostri legionari. Li portiamo in questa direzione. Anzi, diciamo direttamente di andargli addosso a questi e questi di tirare. Ok, direi che siamo in un ottimo in vantaggio praticamente. Spostiamoci un po' indietro. Ok, qua direi che è il momento di muoverci. Ora hanno finito le munizioni, sì. Attenzione, allontaniamoci con l'artiglieria. Si vedrebbe un po' la cavalleria qua, effettivamente, per aiutare un attimo l'artiglieria. Ok, tutti così addosso. Questi cercate di prendere il generale. Bene. Bene, bene, bene. Ok, attenzione qua. Attenzione ragazzi. Voi vi siete riposizionati perfetto e tirate su questi a questo punto. Qui sono circondati e stanno mollando. Qui non mi piace tanto. Allora, tiriamo su questi, perché qua ricordo che dovrebbe arrivare i tiri di artiglieria. Eccoli, eccoli, perfetto, perfetto. Intanto il generale non è ancora riuscito a prendere il centro cittadino. Spostiamo appunto questa cavalleria che non fa la formazione a cuneo, peccato. Ok, andiamo a... che colpo ragazzi, preciso, chiuso in un triangolo, signori, 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 signori. Mamma mia. Mamma mia, allora stoppiamo queste macchine d'assedio perché se mi tirano è male. Qui è un massacro totale, è stato perlomeno. E dovremmo aver vinto la battaglia. Spostiamoci in questa direzione, andiamo a prenderli. Ormai è completamente finita la partita. Ok, abbiamo caricato dal dietro queste unità. E ok, perfetto, adesso dovremmo aver vinto. Signore, è stata veramente una bella battaglia. Questa veramente bella, 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 bella. Ci sono avanzate purtroppo delle munizioni da parte dello scorpione, però bella, mi è piaciuta. Devo dire che non male. Abbiamo perso solo 83 perdite. Vedete ragazzi, quando... non perché l'ho fatta io, però quando una persona gioca intelligentemente, o perlomeno con una strategia di base, vedete che riducete le perdite di tantissimo. Al di là che loro avevano un morale basso. Ma avete visto la confusione della IA che non sapeva dove andare? Ed è così che dovete giocare le partite ragazzi. Dovete tirarli matti. Dovete tirarli matti. Tra l'altro ho giocato anche abbastanza bene, perché nonostante avendo le 2 artiglierie che tiravano,
Sulle truppe è morto solo una persona di fuoco amico, vedete? Solo un soldato romano, probabilmente, purtroppo ogni tanto capita, però loro hanno fatto 82 uccisioni, ma io ne ho perso 83, quindi solo una persona, nonostante la confusione della battaglia, la difficoltà di gestire la battaglia, quando ti posizioni bene, è tutta un'altra cosa. Quindi ragazzi, ricordatevi, le battaglie le dovete vincere prima di tutto sulla posizione e poi giocarle, ma la posizione è fondamentale. E ragazzi, se vi piace questo tipo di battaglie, mi raccomando, mettete like, mi raccomando, supportate la serie, fate i commenti eccetera, perché con questi YouTube capisce che deve spammare la serie, mi date veramente una grande mano, ma soprattutto anch'io capisco che cosa volete. Quindi se volete un determinato tipo di contenuto, sparatelo a 1000. Ok. Bene, abbiamo preso la città, io direi che la radiamo al suolo e l'andiamo assolutamente a occupare. La legione decima africana direi che ha bisogno di recuperare un po' le energie e se ne torna in città. Tanto il ponte non è più necessario recuperarlo, cioè scusate, mantenerlo e siamo a posto così. Perfetto, adesso confiniamo con la Partia. Partia è veramente molto grossa. Potrebbe essere veramente un problema la Partia. Però per ora no. Cioè nel senso che non so se Trapezius fa parte della massima estensione romana. Però diciamo che a parte quello, il restante siamo abbastanza tranquilli. Adesso vedete il fronte si è spostato su questa diagonale. Il fronte di guerra, il che è ottimo perché ci consente di utilizzare meno truppe per poter poi attaccare i rimanenti territori. Ottimo. Andiamo a potenziare un po' le nostre città. Amasia, io direi, mi piacerebbe fare una struttura militare, magari anche un'officina, giusto per, e poi gli facciamo del cibo, perché il cibo sapete che ci serve tantissimo. Allora, vorrei potenziare ancora altro, ma io ho delle altre città, esatto, da migliorare, quindi lo devo fare assolutamente. Qui c'è un fabbro, dobbiamo farlo, e purtroppo queste qui ci rimangono senza fondi. Vabbè, pace amen. Allora, spostiamoci con la spia, no, che non è nostra, è di Pergamon, ok, quindi la lasciamo lì. E direi che va abbastanza bene. Comunque siamo abbastanza ben voluti. Non siamo troppo rompiscatole con la popolazione. Io, guardate, allora, mi piacerebbe lasciare solo a Side. No, cacchio, c'è sta flotta che però non mi sembra fortissima. Sta anche soffrendo. Beh, però è carica. Sono veramente 13 uomini. Potrei anche spostarmi da Side per attirare. No, ma non posso, ragazzi, non ho neanche la cittadina fatta, Side. Non avrei neanche... Quante difese avrei? Vabbè, però 18, 18 non sono pochi. 18 non sono pochi, perché mi piacerebbe attaccare Tarsus per poi saccheggiarla e tornare indietro. Solo che se la saccheggio poi non torno più indietro, secondo me. Cioè vado qua e mi fermo tipo qui e non riesco a difendere Side. No, rimaniamo belli tranquilli. Non facciamo il passo più lungo della gamba. Qui ci sono dei pirati maledetti. Cosa vogliono? Cosa vogliono questi? Delle nuove unità. Niente, spero che non vorranno nulla. Qui abbiamo la possibilità di attaccare questa città che è Palmira. Io a questo punto la prenderei. Anche solo per avere una base di supporto, diciamo. Io a questo punto potrei anche fondere un po' di unità. Tipo queste due le potrei fondere per averne una un po' più con i santi crismi. Questa qui anche questa potrei fonderla effettivamente, in modo tale da avere delle truppe un po' più forti in battaglia. Ok. E direi che ci siamo. L'artiglieria la devo far arrivare per prima, quindi attaccherò con questa legione.
E c'è un'altra battaglia easy da vincere. Questa però la voglio giocare perché secondo me se io vado in risoluzione automatica... Ah, le mura però loro, hanno le mura. Però dicevo, se io vado in risoluzione automatica, secondo me questa... La vado a perdere un po' di truppe. Beh, oddio, il 90% in realtà. Il 90%. Allora, mettiamogli un ariete leggero. Una torre mobile non sarebbe male, però preferisco quasi quasi una testuggine. Oppure 2 scale a pioli in modo tale da salire le mura in maniera più efficace. E poi ci facciamo una testuggine. Facciamo una testuggine. Allora, le ho messe, ma in realtà non penso di usarle. L'unica cosa che mi preoccupa è è che stiamo soffrendo con le malattie. Però, ragazzi, la logistica in questi territori non è delle migliori. Potrei unire qualche cavalleria, tenerne su col morale, però non penso che loro mi attacchino e non penso che abbiano delle truppe di difesa. Vediamo un po', ma qui non ce le hanno. Qua secondo me sono troppo lontane, ma comunque non ce le hanno. Portiamoci nei pressi di Tapsacus, scusate. Ho problemi di dislessia. Ok, va bene, niente, qui non ci sono grandi stravolgimenti. Direi che Pergamon sta veramente soffrendo comunque in questo momento. Dalle tantissime truppe che aveva purtroppo è scesa, cioè purtroppo, meglio così, è scesa come numero di uomini e adesso arranca. Qui abbiamo ancora i Ceni che posseggono ancora la città, ma noi continuiamo con il nostro obiettivo. Siamo in estate. È un po' rischioso attraversare i boschi in estate, però, ragazzi, non so cosa farci. Allora, Treverorum è qua. Ok. Quindi di fatto non ci sono grandi problematiche per noi. Torniamo a questo punto indietro sulla strada. Ok, loro sono rimasti, sono accampati qua alla fine della fiera. Probabilmente stanno recuperando, esatto, uomini. Però cosa è successo? La città probabilmente è stata saccheggiata ma non è caduta. Cioè è caduta, scusate, è stata saccheggiata ma non è... Porca miseria. Non è buona questa cosa, non è buona questa cosa. Pensavo che cadessero gli Ceni nel continente, pensavo che cadessero. Rodi tra l'altro mi fermerebbe il trattato di pace. Io penso che firmerò un trattato di pace con Rodi solo quando cadrà anche Pergamon e Rodi rimarrà isolata, a meno che io non l'attacchi già adesso. Potrebbe essere un'idea interessante, però non penso di riuscire a fare chissà che danno. Nosso, manca solo attaccare il Nosso, quindi no, non lo faremo. Vediamo, ne abbiamo 13 uomini, un 13 contro i figli del Nilo. Si potrebbe anche fare, Sacrifichiamo un po' la nostra flotta. Intanto rientriamo nei nostri territori, dopo che abbiamo stretto amicizia con Sparta. Vedete qua come ci vogliono bene. Va bene. E stavo dicendo, con la legione nona Rapax possiamo rientrare. Io a questo punto diminuirei anche l'organico. Peccato, cavoli, perché questo ha il rango di unità. Che palle, no, niente, questo ce lo teniamo così. Uniamo le cavallerie. Magari potrei togliere un po' di questi uomini, però vediamo. Vediamo, intanto soffriamo per la mancanza di cibo in maniera spaventosa. Mi piacerebbe utilizzare tantissimo questa flotta, ma non è fattibile. Non è per niente fattibile. Quindi il turno io quasi quasi lo finirei qua. Magari l'unica cosa che farei è andare a fare un blocco nel porto avversario di Rodi. Ok, lo facciamo solo per rompere le scatole, ma non andiamo, probabilmente per attirarli, ma non andiamo ad attaccare, non abbiamo neanche le forze, quindi non ha alcun senso. Tu secondo me puoi entrare in modalità... No, mi servi attivo. No, mi servi attivo.
Va bene, direi che siamo a posto. Scusate il misclick sulla minimappa. Direi che siamo a posto, va bene. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e noi ci rivediamo ad un prossimo episodio. Mi raccomando ragazzi, like e commento per questa battaglia, che diamogli onore perché è stata veramente, veramente molto bella. Ciao ragazzi, alla prossima!